Bene, abbiamo lasciato Olbia e abbiamo parlato di un'aerostazione che va veramente bene, che è riuscita a crescere addirittura nel mese di maggio del 2018 del 15%. Adesso ci occupiamo dei problemi dell'artigianato, perché la scorsa settimana c'è stata udienza in commissione per quel che riguarda il bilancio e CNA mi sembra abbia promosso in maniera diciamo parziale la finanziaria prossima ventura, sottolineando il fatto che gli investimenti dovrebbero essere senza dubbio superiori. Si è parlato addirittura di un incremento di risorse fino a un limite di 100 milioni. Sì, l'audizione alla terza commissione noi abbiamo rappresentato il nostro punto di vista. È detto che la finanziaria nelle sue linee generali presenta degli aspetti fortemente positivi e qualificanti. Si tratta di una manovra di 8,2 miliardi che quest'anno beneficia, diciamo, un po' del combinato disposto dovuto alla crescita economica del 2017 che ha incrementato le entrate. E anche a seguito della doverosa decisione che noi apprezziamo della Giunta regionale di non impegnare sul fronte degli accantonamenti le cifre degli anni scorsi. E quindi non i 684 milioni ma bensì 535, anche sulla scorta dei pronunciamenti della Corte Costituzionale che ha asserito e detto che ovviamente quella dimensione, diciamo, di accantonamenti si giustifica per un periodo temporaneo e che quindi serve un'intesa con la Regione. Ecco, questi due fatti consentono alla finanziaria di quest'anno di avere un volume di risorse che è superiore a quello degli anni precedenti e quindi c'è una conferma di opzioni e di asset che consentono di rispondere a aspettative e bisogni più larghi della società isolana. Quindi come punti qualificanti viene confermato il fondo unico per i comuni, ci sono risorse per i comuni in dissesto, risorse per le province che come sappiamo vivono una situazione davvero, come dire, claudicante, e poi risorse sul versante della protezione sociale e anche e soprattutto per quanto riguarda il mondo della produzione la conferma su valori molto bassi, diciamo, a livello nazionale per quanto riguarda le addizionali IRPEF e l'IRAP che come sappiamo in Sardegna sono tra le più basse d'Italia. Ecco, detto questo, come lei ricordava, noi diciamo che servirebbe un po' più di coraggio, di determinazione, perché questa finanziaria può essere migliorata meglio, in positivo, se si assumesse una serie, diciamo, di decisioni come noi sollecitiamo per fargli assumere un profilo più marcato sul versante della crescita. E quindi la congiuntura internazionale ci propone una situazione preoccupante, ora di spingere sugli investimenti, di limitare la spesa corrente. Noi abbiamo anche indicato come e da dove anche prendere le risorse per dare alla finanziaria questo segno di spinta e di sostegno alla crescita. Ecco, possiamo andare al dettaglio? Sì, per esempio noi diciamo in questi anni è stata fatta un'azione molto forte sul versante delle politiche di assistenza e di protezione sociale. Abbiamo già detto in questi mesi che il piano Lavoras ha un profilo, diciamo, assistenziale di integrazione al reddito. Ecco, da questo punto di vista l'intenzione della Giunta è quello di rafforzare il piano Lavoras con ulteriori 50 milioni di euro. Noi diciamo questi 50 milioni di euro di destinarli ad un'altra finalità, quindi i 50 milioni che la Giunta vorrebbe indirizzare sul Lavoras, più i 40 che sappiamo essere disponibili come margine di manovra dato al Consiglio regionale, a cui potrebbero aggiungersi 10 milioni di euro sugli incentivi Lavoras che sappiamo non hanno tiraggio, non vengono richiesti, fanno un pacchetto di 100 milioni di euro che noi diciamo
possono essere spesi e investiti, per esempio, con un piano di riassetto, di salvaguardia, di messa in sicurezza del territorio, sappiamo quanto c'è bisogno, o anche in alternativa o insieme con un piano di riqualificazione degli edifici pubblici. Sono misure che darebbero ossigeno alle imprese locali, produrrebbero occupazione, servirebbero a qualificare l'offerta e per esempio per quanto riguarda l'efficientamento degli edifici pubblici la Regione avrebbe poi un ritorno anche in termini economici di risparmio sulla bolletta energetica. Avete portato anche i numeri dell'apprendistato. Secondo le vostre valutazioni, secondo il vostro report, il 40% dei giovani che fanno apprendistato vengono confermati nelle imprese dove lavorano. Sì, assolutamente sì. Peraltro, insieme a questo pacchetto, diciamo, di investimenti, noi abbiamo avanzato un'altra proposta e detto, come abbiamo dimostrato nel corso di questi anni e di questi mesi, tutti gli interventi di sostegno al sistema della produzione nazionali e regionali di fatto non hanno, come dire, incrociato le aspettative e i bisogni della minore impresa. Tutto il supporto di risorse pubbliche è andato alle imprese del centro-nord, alle imprese con una vocazione all'export e alle imprese più strutturate. E non è un caso che il Consiglio regionale abbia istituito una commissione ad hoc, la commissione dei RIU, per indagare le cause e anche poi per individuare degli strumenti per poter dare sostegno al sistema dell'imprenditoria minore. Ecco, la Commissione ha fatto ormai nelle fasi finali del lavoro, diciamo, conclusivo, e noi abbiamo detto al Consiglio regionale, anche nel corso dell'audizione, e ai componenti della commissione di RIU, si faccia un pacchetto, si estrapoli in una serie di misure, si faccia un pacchetto che noi abbiamo chiamato 4.0, che è da inserire in finanziaria, perché sappiamo bene che i tempi sono molto ristretti e le elezioni incombono, e lo si finanzi con la finanziaria regionale. E fra questo pacchetto ci sono le misure che lei ricordava sull'apprendistato, quindi il rifinanziamento della legge 12, il finanziamento della legge 949 anche con l'estensione al settore del commercio, e poi fanno parte alcune altre misure che noi abbiamo indicato e che hanno la finalità di sostenere quindi il rafforzamento delle competenze e consentire alle imprese di piccola dimensione di riposizionarsi anche in termini qualitativi. Abbiamo un mercato sempre più competitivo e quindi sono risorse che per esempio potrebbero essere impiegate a dare una mano alle imprese che devono qualificarsi, acquisire le certificazioni, patentini sul versante della qualità, sul versante di tutto ciò che in termini di adempimento prevede la legislazione nazionale e comunitaria, e sono alcuni pacchetti che potrebbero essere utilizzati con questa finalità, insieme a un piano formativo che riguardi non solo gli imprenditori ma anche le maestranze. Quindi un pacchetto qualità, formazione, riposizionamento competitivo che noi abbiamo chiamato un po' sul 4.0, e quindi da una parte spingere sugli investimenti, dall'altra dare questo tipo di sostegno in finanziaria. Noi avremo una legge di stabilità che in maniera più pronunciata scommette sulla crescita, perché in questi anni abbiamo le risorse pubbliche che sono state impegnate a sospingere un po' solo i consumi. Ecco, una riflessione del cronista che fa riferimento ai 5 anni di lavoro della Giunta Pigliaru. Vi siete trovati a relazionarvi, voi del mondo artigiano, con 2 assessori che probabilmente hanno avuto molta più attenzione per il turismo che per l'artigianato. Sì, per la verità sì, il turismo è un asset molto importante, gran parte delle attenzioni, anche delle risorse, come dire, del nostro assessorato sono state orientate su quel versante. Devo dire che però dentro un quadro di riferimento regionale il dato, diciamo, del mondo del lavoro e della produzione è un dato che sconta degli elementi, come dire, di debolezza. Ecco, molte delle cose che sono state fatte, di fatto questo a livello nazionale ma anche regionale, è stato fatto appunto più sul versante del supporto ai consumi, con una più scarsa attenzione invece ai sistemi
produttivi. Oggi il tema di fondo è la crescita e quindi non c'è solo un problema di protezione sociale, di redistribuzione delle risorse, anch'esso presente, ma soprattutto di avere una prospettiva e di rilanciare le attività produttive e per quella via ovviamente far crescere l'occupazione, che poi ovviamente è la via maestra che serve anche a dare speranze ai nostri giovani che, come sappiamo molto bene, soprattutto quelli più formati, prendono la via dell'estero e ci abbandonano e ci lasciano, tra l'altro decretando una condizione che impoverisce sempre più il nostro sistema. Ecco, ci domandiamo, visto che il 17 febbraio ci saranno le elezioni regionali, perché non si arriva finalmente alla realizzazione di un assessorato delle attività produttive, lasciando il turismo al turismo e coinvolgendo il vostro lavoro magari con quelli dell'industria? Cosa ne pensa? Ma era peraltro, questa è una delle occasioni mancate in questa legislatura. Nel programma di governo vi era il progetto di riassetto dell'ente regione e ovviamente questo obiettivo non è stato colto ed è inevitabilmente un obiettivo che dovrà far parte dei programmi di chi vincerà le elezioni. La riforma dell'ente regione significa ovviamente un riassetto non solo degli assessorati, ma del sistema degli apparati, delle società e degli enti di emanazione, che devono essere ripensati in una logica dove la regione detta le linee, svolge la sua funzione di indirizzo e di coordinamento, ma poi ovviamente gli aspetti che sono gestionali e gli aspetti che sono più propriamente diretti devono essere lasciati al sistema delle autonomie locali, con un equilibrio che necessariamente deve essere diverso. Spesso e volentieri oggi la regione prova a fare un po' di tutto e inevitabilmente finisce per non farlo bene. Dentro questa questione c'è poi il grande aspetto che riguarda appunto il mondo del lavoro, della produzione, il tema degli investimenti e soprattutto degli investitori esteri, costruire dei soggetti che possano essere punto di riferimento per quanti pensano e vogliano, hanno la volontà di allocare risorse in Sardegna. Mancano dei riferimenti, degli interlocutori unici e chi pure è ben intenzionato a investire in Sardegna si ritrova una pletora di soggetti, deve bussare centinaia di porte e quindi noi necessariamente abbiamo bisogno di un riordino anche in questo senso e su questo versante. Grazie Francesco Porcu. E proprio parlando di investimenti esteri, adesso faremo una lunga chiacchierata con Annalisa Bonfiglio, presidentessa del CRS4. C'è un accordo che si allarga con investitori stranieri e parliamo di Highway.